vengono dalla produzione, dall'attività produttiva legale. Che significa questo? Significa che si verifica sempre più spesso che persone che vengono dal territorio, che vengono dal tessuto sociale e produttivo e che magari consumano stupefacenti, decidano di accedere a progetti criminali, a progetti di diffusione, spaccio o traffico di sostanze stupefacenti. Questo è un fenomeno in crescita, lo vediamo in diverse circostanze, in diverse operazioni, non soltanto in questa. È una sorta di investimento, un investire nel mercato illecito, un mercato che consente guadagni rapidi e molto elevati. La cocaina è un affare lucroso, può essere un affare lucroso e quindi soggetti che hanno familiarità con questa sostanza possono decidere di come dire, condividere progetti criminali con gruppi criminali già radicati sul territorio.